Buone sere, ben chiatazza a Gnovis. All'estate chiatata San Michele al Tiliment, Artur Axiu, Londi, 55 anni, in fuide, dopo la sbarade di Bibion che ha causato il ferimento di 3 persone. Decisiva è la diffusione di fotografie con un cittadino che l'ha segnalato in frazione di Cesarolo un uomo simile al che il ritratto delle immagini diffondute dai carabinieri. L'uomo si chiattava in un autobus di lunghe tratte di Bibion a Puarte in tal momento che la TU a fermate di Cesarolo è stata arrestata. Tant che Motestrem alla cirudi da si fug con une piccole taniche di benzine che altinive con sé, ma i militari lo hanno fermato dal Motestrem. In tesbarade a ieri restati feriti 2 cittadini albanesi connazionali dall'arrestato e un tisanot di 60 anni. E è dentro anche Udin in una grande investigazione dai carabinieri, dal nucleo antisofisticazione e sanità, dai carabinieri su inadempimenti in forniduris publicis. Al centro dal filon furlan de investigazione una società di ristorazione collettive multinazionale che diversi comuni dal Friuli, Vignesi e Giulie hanno rimettuto in appalto il servizio di ristorazione de scuolis de infanzie o primaris. Le perquisizioni fatis a fase in savei carabinieri hanno permesso di raccogliere elementi di una continuata e generalizzata violazione des clausulis di appalto. A son 1920 voti i nuovi positivi al Covid-19 in Friuli, Vignesi e Giulie, scuvierzi in ultimi 24 ore a fronte di 7.681 tampons tra molecolari e antigenics. Con che numero in nostra regione si sono passati i 400.000 positivi dal principio della pandemia, siete le persone ricoverate in terapie intensive, intanto che i pazienti ospedalizzati sono 156. Una vittima registrata in questi ultimi 24 ore in provincia di Gorizia. La Regione ha varato un plan di aiutori per le imprese di contrasto agli aumenti di prezzi di energie di 40 milioni di euro. La misura è chiappata dentro in variazioni di bilancio che dentro di lui saranno approvati dal Consiglio regionale e è diretta a spicciulis e medis impresis che avevano registrato un aumento al costo delle energie di almancul il 30% in tal primo trimestre dal 2022 a dal 2021. A son preveduti rimborsi di 1.000 euro per aziende con mancul di disdipendenza, 1.500 euro per piccole imprese e 2.500 per imprese medis. In regione, le aziende sarebbero in più di 53.000. E migliore la fiducia delle imprese secole che dai consumatori. E è questa è l'analisi che l'Ufficio Studis di Confindustria Udin ha fatto sui dati Istat per Italia a giugno 2022. Una fiducia marchiata in provincia di Udin, là che l'81% delle imprese intervistate è orientata al mantenimento dei risultati positivi dal primo trimestre 2022, con il 17% che invece si spietta un aumento. De conferme di che sentimento al passo la stime pal PIL spietati in crescita dal 3%, proprio l'aumento dai costi fin come limitato pal prodotto finito, ma c'è che altirerà sempre più a cresci e riduce la fiducia del consumatore con già un impatto pesante sui redditi più bassi che hanno veduto un'evore ridursi la propria capacità di acquisto. E sarà pronta in maniera definitiva tra 2 mesi Placciute Marconi a Udin, l'area davanti la biblioteca ai fini de vie Mercato Vecchio. In tai di scavegni sarà concluduto il primo lot dal cantiere, cui operaris che dopo scominceranno col secondo.
La prima part dai lavors, alla sclariti il vice sindic Loris Michelini, non s'ha permettut di pavimentare buone part dal spazi dal cantier, in continuità col salizzat di via Mercato Vecchio, intanto che Cumò si dedicarin al spazi davanti di via Ioppi. Il costo dal cantier è di 800.000 euro. E Cumò spazi alle rubriche settimanali di Novis dal Mondo. O Vierzin che sta appuntamento cui 60 anni dal Fogolar Furlan di Latina e dall'Agro Pontino che l'ha coincidut col nonantenal de Fondazione de Città. Il Fogolar Furlan, con una chiave Bruno Canciani, ha organizzato una conferenza per approfondire il leam tra Friul e Latina, nassut in tal corso des emigrazions in tal Lazzi, pes bonificis dall'Agro Pontino, con un cantier in tal corso dai designs di 7.000 lavoradors. Presenta e conferenze anche il presidente dall'Ent Friuli in Talmon, Loris Basso, che l'ha avuto dal presidente dal Fogolare, dall'architetto Severo Giorgio Zamparo, un libro sulla bonifica e sulla storia dai Furlans a Latine. Sintiglu. E sinca a Latina in occasione dei 90 anni di fondazione della città di Latine, ma soprattutto dei 60 anni dal Fogolar. Ringrazio il Presidente Canciani per averci invitato, ma in modo particolare l'architetto Zampar per aver fatto questa pubblicazione che è il lavoro dai sacrifici dai Furlans, più di 500 famiglie che sono venuti dai primi anni 20, 30 dal secolo Stato per bonificare l'Agropontino. Opere immense di cui noi siamo tante orgogliosi. Grazie al Presidente dell'Ente Friuli nel Mondo per la partecipazione a questa manifestazione, a questa conferenza, e grazie a tutti e grazie al nostro architetto Zamparo che ha voluto dedicarci ancora una volta a questa pubblicazione per i 60 anni del nostro Fogolare. C'è tu fatto di Biel Zamparo? Dimmi, conta. Noi abbiamo contato che usiamo geneticamente da stesse famiglie, perché i romans hanno bonificato al Friuli e sono là a colonizzarlo, e noi, dopo i nostri pari, sono tornati a ribonificare le terre che avevano lasciato 2000 anni prima. E sin quindi da stesse famiglie, anche se sin 12 oms da generazione furlane. Ma le famiglie che si è slargiate e va dal Pontino al Friuli e dal Friuli all'Agropontino un'altra volta. Dopo la presentazione si è avuta la consegna des pergameni ai soci scan 40 anni di iscrizione, un don speciale, un mosaico de scuole mosaiciste di Spilimberg, è stato consegnato a Italo Populin, segretario dal Fogolar, per solunghe militanze e inte associazione. Soci dal Fogolar alle anche Enzo Cestra, maressial dai Carabiniers in Quiescenze, originari di Latina ma che in tal 1976 faceva servizi in Friuli, Vignesi e Giulie. All'estate tra i primi a portare il proprietorio a Glemone in Tegnò dal Taramot. Con lui alla Fevelal Loris Basso donanti une bandierute dall'Ente Friuli nel mondo. Ho avuto il piacere di incontrare Cestra, che è stato il primo carabinier che è venuto la notte dal terremoto a Gemone, partita di Latina, ma lui in che volta e dov'eri? A Gravizia di Sonzo, e ho portato i primi 350 carabinieri del battaglione a Gemone alla caserma Goi per i primi soccorsi. Grazie, grazie veramente. Grazie.
Movinsi cumò di che altre parti dal mondo, a Brisbane in Australia, dove che ai 19 di giugno si è celebrato il Friul Day in tal riguardo al presidente Pio Martin. Più di 300 ospiti che hanno partecipato, tra cui la nuova consul Luna Angelini Marinucci, il nuovo presidente dal Comiz Simone Trentin e il presidente dell'Associazione Alpins Walter Antonucci. La consula tan prese alla braure dai zovins in talmetti i costumi tipici de tradizione furlane a concludere la giornata il gustà con Luianis, Musez, Formadi, Montasio e Crostui. E per queste sere alle tutto torniamo a Viodisi domani sera con Gnovis. Buone serate, mandi!